Conciliare i bisogni idrici della pianura con la tutela del patrimonio ambientale della montagna, strettamente legato all'indotto turistico, ma anche ai temi di protezione civile e sicurezza del territorio. Dal sopralluogo al lago di Santa Croce dell'assessore regionale all'ambiente e protezione civile Elisa Venturini, ospite del consigliere provinciale e sindaco di Alpago, nonché collega di partito Alberto Peterle, le priorità che emergono sono chiare. È chiaro che il calo del livello dell'acqua del lago è una questione complessa perché è legata ad una serie di esigenze. C'è l'esigenza dei fabbisogni idrici a valle, le esigenze turistico-ambientali dei comuni rivieraschi, la produzione idroelettrica, le necessità di protezione civile e raccolta dell'acqua per gli incendi, tutte finalità che devono essere contemperate. Per fare questo la Regione ritiene opportuno individuare un momento di confronto dove coinvolgere tutti i soggetti interessati. E quindi l'ente provincia, consorzio BIM, consorzi di bonifica, autorità di bacino, Enel e sindaci dei comuni rivieraschi per individuare soluzioni di gestione da attuare nell'immediato e la pianificazione di interventi strutturali più complessi nel lungo periodo. Da arrivare quindi a soddisfare le esigenze del territorio, che non è solo del territorio montano ma del territorio di pianura, perché si tratta di un sistema questo che riguarda la gestione dell'acqua e della risorsa idrica. Una questione che ha ormai assunto connotati quanto mai politici. Un coordinamento centrale con capofila alla Regione è richiesto a gran voce dalle opposizioni, in particolare dal consigliere regionale Dem Alessandro Del Bianco e dalla consigliera provinciale e sindaca di Pieve di Cadore Cindy Manusci. Il primo manifestando la necessità di elaborare un bilancio idrico regionale aggiornato che consenta di chiarire fabbisogni e disponibilità della risorsa idrica. La seconda con la richiesta di assunzione di responsabilità da parte della Regione quale ente di riferimento. Di costruzione di invasi per la raccolta e stoccaggio dell'acqua in montagna come in pianura, così come dello sghiaiamento dei fondali lacustri, ha parlato nelle scorse ore l'assessore regionale alla montagna Dario Bond, auspicando un'attivazione nei confronti del governo entro il più breve tempo possibile. Occorre una pianificazione che agisca preventivamente e non solo a emergenza in corso, ha detto infine il sindaco di Alpago, da settimane alle prese con le pesanti ricadute per l'indotto turistico causate dall'abbassamento del livello del lago. Il tema è molto articolato, il tema è complesso e sicuramente occorre imbastire una nuova gestione più responsabile e un po' più moderna di tutta la risorsa idrica, perché l'acqua è un bene di tutti e va gestito responsabilmente.